Terza e ultima parte del Sindaco risponde, siamo in compagnia del vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Vice sindaco, parliamo adesso del quartiere più popoloso della città, vale a dire il quartiere dell'Arcella, che spesso lo definiamo una città nella città perché è proprio un quartiere molto variegato, un quartiere oggetto in questo periodo e anche nel prossimo futuro di interventi in diversi settori, insomma da diversi punti di vista. Sì, io qua lo prendo come anche un luogo dove sperimentiamo quel concetto di cui parlavo prima, come trasformiamo le periferie in centralità. Stanga, Mortise, San Lazzaro, Padova Est, ma anche Arcella, un modello da replicare da altre parti. Arcella abbiamo appena chiuso i lavori e aperto il Parco Ongaro, l'ex area Valli, quindi abbiamo un giardino proprio tra Piazza Azzurri e la chiesa di San Carlo, lungo l'asse di via Tiziano Aspetti, lungo l'asse del tram. A gennaio partono i lavori per la nuova Piazza Azzurri, sarà una Piazza Azzurri più accogliente, più verde, con la riconversione anche di pavimentazioni in asfalto con pavimentazioni permeabili. Ogni nostro intervento segue quella logica da oggi di restituire ogni volta che tocchiamo un luogo, restituirlo più sostenibile di prima, con più superfici permeabili, con più verde, con più alberi di quelli che c'erano prima. Queste sono le immagini del nuovo giardino, forse ancora in fase di realizzazione. Quindi Piazza Azzurri avrà più aiuole, avrà superfici drenanti, avrà più alberi, manterrà i posti auto che ha adesso, quindi sarà ancora la piazza del mercato, la piazza dell'accesso alle strutture sportive. Avremo 6 mesi di lavoro circa. Sarà la piazza del nuovo centro culturale della città, che per il discorso che facevo prima non piazziamo in centro, ma lo mettiamo in un quartiere, certo, all'Arcella, quartiere che è anche molto frequentato e abitato da studenti universitari, oltre che da una popolazione anche come dire, di gente culturalmente elevata, è anche il quartiere della multiculturalità, quindi un centro culturale lì è perfetto, che sia quello anche come dire, il luogo della città in cui sperimentiamo nuove frontiere della cultura. E quindi proprio lì in Piazza Azzurri, nella palazzina ex CONI, anche quella, abbandonata da anni, cosa ha fatto il Comune? L'ha comprata e oggi finanzia un progetto di riqualificazione e realizza, dove c'era una palazzina abbandonata, un centro culturale per la città in un quartiere. Qui i lavori di demolizione partiranno poco prima della primavera e poi insomma verrà realizzato un edificio che è grosso modo grande come quello. Perfetto. Anche l'Arcella, vice sindaco, le chiedo, sarà interessata dal passaggio di nuovi autobus, perché so che state cambiando degli autobus, avete acquistato degli autobus, anche alcuni elettrici, altri ne acquisterete in futuro. Ecco, che zone della città serviranno? Allora, stiamo lavorando sul servizio pubblico. Arcella è già dotata di tram, c'è l'ampliamento delle reti di tram secondo i percorsi che abbiamo visto. Come abbiamo sempre detto, il tram poi segna le direttrici di un trasporto pubblico anche su autobus che viene ridisegnato in funzione del tram. Anche su questa partita stiamo facendo investimenti perché siamo consapevoli che mentre il tram funziona molto bene, anzi abbiamo bisogno di tram più capienti, più grandi, perché dove c'è il tram viene utilizzato molto. I prossimi tram saranno a 4 carrozze, quelli di adesso sono a 3, ma stiamo studiando il modo per implementarli. L'altra partita invece sulla quale dobbiamo migliorare è il trasporto pubblico su bus. Stiamo puntando molto sui mezzi. Tanti dicono ma i bus elettrici li usano in tante città. Noi crediamo nel bus elettrico come mezzo che si interconnette con il tram. Il tram fa il grande vettore, il bus elettrico è uno strumento più di prossimità. Sono complementari sostanzialmente i due mezzi. Esattamente. Abbiamo acquistato e sono appena entrati in funzione 12 bus elettrici che sono adesso dentro l'intero parco cittadino e con il nuovo anno ne arrivano altri 40 e quindi diciamo la dotazione di bus elettrici aumenta. Chiuderemo l'anno con 80 mezzi almeno bus elettrici, quindi una grande riconversione dal punto di vista energetico dei mezzi che girano, che oggi sono come dire, a gasolio alla peggio o se no insomma con sistemi misti. Il bus elettrico è anche un'altra partita dal punto di vista del comfort oltre che della sostenibilità. Per quanto riguarda invece la riqualificazione
riqualificazione dell'area all'ex Stadio Appiani, a che punto siamo? I lavori stanno procedendo? Mannaggia, quello è un cantiere che mi sta facendo dannare, tra l'altro in uno dei simboli della città, quindi stiamo lavorando ancora con più determinazione perché lì purtroppo siamo vittime di un malcostume o di un'ignoranza che c'era anni fa. Quella tribuna che adesso stiamo demolendo è, oltre a essere inagibile e, come dire, diroccata dal punto di vista strutturale, quindi infatti era da 30 anni ferma, anche lì, un'altra cosa che era la ferma da 30 anni e sulla quale stiamo intervenendo. Realizzeremo una nuova tribuna lì, in modo tale che lo stadio potrà essere, come dire, vissuto in tutte le sue parti, ma è piena di amianto. Siamo al terzo ritrovamento di amianto, all'epoca si costruiva con quello, e nelle fasi di demolizione, quando lo trovi, devi fermarti, caratterizzare l'amianto, che significa individuare che tipo di fibra di amianto si ha, e fare un progetto di smaltimento dell'amianto e anche un progetto di riassetto del lavoro, perché devi tutelare anche i lavoratori che giustamente sono in quel cantiere, quindi entrano in campo l'ARPAV e lo SPISAL nel valutare una progettazione che deve smaltire necessariamente quindi vediamo che andiamo avanti piano piano, perché ogni volta che troviamo amianto dobbiamo fare questo tipo, però c'è un però. Ecco, noi non dobbiamo solo demolirla, come dicevo prima, dobbiamo ricostruire quella nuova. Abbiamo già affidato i lavori per la fase 2, quella della ricostruzione, che prevedono la ricostruzione della nuova tribuna, che sarà una collina verde, riprenderà il vecchio disegno della Piani quando è, come dire, nei primi anni, insomma, dove la tribuna era una collina, ospiterà circa 200 posti, ma poi prevederà anche l'aumento delle aiuole su 58esimo Fanteria, che è la strada che passa per di là, la realizzazione di una ciclabile che si collega con la ciclabile che arriva da via Acquapendente, e quindi tutto l'asse Bembo-Acquapendente arriverà in centro, e quindi completiamo. E poi ci sarà lo stominamento della Licorno. Quindi, se è vero che stiamo avendo qualche intoppo sulla demolizione della tribuna, però abbiamo già iniziato la fase di costruzione, quindi l'obiettivo che mi sono posto è quello che, anche se vado un po' più lento di qua, intanto comincio dall'altra parte, insomma, di chiudere però con puntualità un cantiere. Quando indicativamente sarà tutto sistemato? Allora, quasi un annetto, quasi un annetto, però sistemiamo un angolo della città che è importante, perché via 58esimo Fanteria non è solo la strada della Piani, che è, come dire, un simbolo della città, che noi rivaluteremo in quel modo, ma collega Prato della Valle con Santa Giustina, che abbiamo illuminato da poco, con il sistema bastionato, e il recupero anche del tracciato della Licorno con il suo stominamento segna, diciamo, anche questo tipo di riqualificazione di quell'area. Vice Sindaco, visto che siamo proprio in chiusura, abbiamo giusto un paio di minuti, volevo anche mostrarle, insomma, queste belle immagini di domenica, perché domenica c'è stato il canto a Natale, so che era presente anche lei, in 6.000 vi siete ritrovati per portare, insomma, un po' di spensieratezza ai bimbi ricoverati in ematologia pediatrica. Possiamo anche intanto magari andare con le immagini. Le chiedo, insomma, il Natale è il periodo deputato alla solidarietà, è il periodo in cui, insomma, è giusto che anche la città su questo dia un segnale concreto. Credo che il canto a Natale lo stia dando da tempo. Sì, è stata una bella manifestazione. Io sono stato lì con la famiglia, con mia figlia che ha 5 anni, Anita, ma tante persone sono venuti con i propri figli, con i bambini. Quasi a dire, i bambini che sono a pediatria oggi ricoverati sono anche figli nostri. Guardate, non è solo una manifestazione folcloristica di Natale dove si va a cantare e portare un po' di un sorriso, è la dimostrazione che Padova ha dato un grande messaggio su un concetto semplice, se vogliamo, ma fortissimo: prendiamoci cura dei nostri bambini. E lo fa non solo perché ha un grande ospedale pediatrico, ma lo fa perché ha una comunità tutta che ci crede a questa cosa. E le persone che erano lì con i propri figli, sono venuti con i figli, penso, perché insomma l'ho fatto anch'io,
per dare anche un messaggio educativo ai bambini. Guarda che il Natale c'è qualcuno come te che lo sta vivendo in ospedale. Mia figlia tra l'altro è stata da poco operata ad adenoidi e tonsille, quindi ha passato una notte in ospedale, per lei è stata una piccola prova che però gli ha consentito di immergersi in questo. Allora, in queste settimane abbiamo riflettuto della capacità della nostra comunità di stare insieme, i rapporti nelle famiglie, i rapporti tra uomo e donna, i rapporti che ci legano come comunità, no? L'indifferenza e la solidarietà invece che si contrappongono. Ecco, queste sono belle immagini. Padova ha dato una grande dimostrazione. Vice Sindaco, grazie di essere stato con noi nel corso di questa ultima puntata del 2023 del Sindaco Risponde. Le auguro ovviamente un sereno Natale, una buona fine di anno e un altrettanto buon inizio di 2024. Ovviamente poi ci ritroveremo con il nuovo anno perché ci sono ancora tante opere su cui fare il punto. Grazie Vice Sindaco. Grazie a voi e auguri a tutta la redazione e tantissimi auguri a tutti i padovani e a quelli che ci seguono in modo particolare. Auguri ovviamente a cui ci associamo anche noi, avremo modo di farveli anche nei prossimi giorni nei nostri telegiornali, quindi mi raccomando continuate a seguirci. È stato come detto l'ultimo appuntamento del 2023 del Sindaco Risponde, poi ci ritroviamo a inizio 2024 dopo le festività natalizie. Allora grazie davvero di averci seguito, ovviamente adesso la linea all'informazione di TV7 TG, arrivederci.